sempre, ormai da 15 anni, io sono tanti anni che ne faccio parte, sono impressioni positive perché hai detto bene, è tutto finalizzato al divertimento, comunque a dare qualche strumento ai ragazzi per migliorarsi, anche una piccola cosa in una settimana comunque è qualcosa che i ragazzi si portano sempre dietro e quella è la più grande soddisfazione. Poi comunque noi che abbiamo un po' di esperienza sui campi riusciamo anche a dare qualche piccolo consiglio anche nei spazi al di fuori degli allenamenti perché viviamo H24 i ragazzi e diventa tutto più bello. Ma guarda, devo dire la grande determinazione perché comunque è un camp che è molto impegnativo dal punto di vista fisico perché ci si allena 2 volte al giorno e comunque negli spazi dove non si fa allenamento ci sono attività in piscina e i ragazzi non stanno mai fermi. E comunque giorno dopo giorno sì c'è stanchezza ma c'è voglia e determinazione nel voler poi affrontare la seduta di allenamento nel miglior modo possibile. Questa è veramente una cosa che mi ha stupito. Ma guarda, io credo che i periodi di difficoltà e di crisi debbano essere presi come periodi dove si deve analizzare bene a fondo. È troppo facile dire oggi nella difficoltà della nostra nazionale che le cose non vanno, bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare qualcosa. Io credo che dall'alto al basso ci sono tante possibilità di potersi migliorare, intanto nelle scuole calcio che devono dare secondo me di più perché è venuta a mancare quella che è stata la nostra palestra naturale che era la strada, che era stare insieme agli amici al parco o nei giardini di casa di qualcuno che eravamo tanti e giocavamo 4-5 ore al giorno e purtroppo le scuole calcio con due giorni a settimana fanno un po' fatica comunque a dare ai ragazzi quello che serve per poi crescere e poi gli anni passano e hai fatto poche ore di scuola calcio, non hai avuto la palestra naturale che è la strada, hai giocato poco, le scuole non ti aiutano nel discorso di educazione fisica, secondo me sono poche ore fin da quando sono piccoli i bimbi e questo potrebbe essere già una cosa da poter migliorare. Non è facile perché le strutture mancano, su questo bisogna essere un po' più bravi e da questo punto di vista purtroppo sono le amministrazioni che devono controllare di più e poi ci vuole competenza negli istruttori che devono essere capaci e in grado di seguire una linea che è quella di creare giocatori individuali, soprattutto a livello giovanile, e fare poco, se non zero, quello che è un discorso tattico di squadra, perché poi si esaltano i giocatori che sono bravi a livello individuale quando crescono e tutto quello che c'è da dare a livello tattico bisogna darglielo quando ormai sono formati a livello individuale, quindi dopo i 16, 17, 18 anni. Quindi io credo che questo debba essere una cosa da seguire, purtroppo però continuo ad andare in giro sui campi a livello giovanile e mi trovo istruttori che addirittura dicono cosa fare ai bimbi quando hanno palla nei piedi, quindi secondo me quello è l'errore. Le aspettative sono tante dietro al Palermo, perché Palermo negli ultimi 20 anni ha una storia calcistica importantissima, ha una storia generale importante e c'è grande aspettativa da parte di tutti, in primis i tifosi che sono sempre appassionati, calorosi, passionali vicino alla maglia rosanero e quindi l'aspettativa è tanta soprattutto poi quando hai alle spalle un gruppo così importante come il City Group che è venuto qui per poter ridare lustro a questa grande società, a questa grande maglia. E il lavoro parte da queste giornate qui e dovranno essere bravi i ragazzi a capire quella che è la strada da seguire in un campionato difficilissimo perché dobbiamo pensare di base che la Serie B quest'anno sarà ancora più difficile rispetto all'anno scorso, sapendo che è retrocessa il Frosinone, sappiamo che è retrocessa la Salernitana e è retrocesso il Sassuolo, oltre alle squadre che già non sono salite in Serie A quest'anno, che punteranno tutte ad ambire alla promozione e a tornare in Serie A, quindi bisognerà essere bravi già dai primi giorni in questo ritiro nel dare una linea a questa squadra per poter poi viaggiare di entusiasmo, perché io credo che poi se si viaggia di entusiasmo credo che Palermo non la tiene nessuno. Il dualismo oggi è fondamentale nel ruolo, io non sono per quello che dice che i portieri devono avere dei ruoli predefiniti, la settimana ti dice che ti devi allenare sempre bene, devi avere 2 grandi portieri, io credo che il Palermo abbia puntato su 2 bravissimi portieri, uno giovane che ha preso già l'anno scorso, ha già iniziato ad assaporare, ha fatto vedere delle buone cose
in quelle occasioni che è stato chiamato in causa l'anno scorso. L'altro è Gomis ha grande esperienza lì in Francia, rientra, è venuto in una grande piazza come Palermo e questa cosa deve stimolare tutti e due a dare sempre il meglio in allenamento e far decidere poi al mister quello che è il portiere da mandare in campo. Però io penso una cosa, se dovessi vedere grande alternanza tra le partite anche quando uno dei due portieri fa bene, non mi stupirei, perché comunque ormai il calcio è questo e quindi è giusto che sia così, perché ogni domenica, ogni partita deve essere fatta al meglio per ottenere il massimo del risultato. Però devo dire che, ma come era l'anno scorso, si conosceva meno De Planche perché magari era un giovane che era venuto dalla Serie C, ora si conosce di più. Però come l'anno scorso il Palermo aveva due ottimi portieri, perché c'era Mirko, c'era Pigliacelli, quest'anno ha altrettanti due ottimi portieri con un ragazzo giovane in più che ha un anno in più di esperienza e conosce già la piazza, quindi sarà anche bello vedere questo dualismo positivo che i ragazzi dovranno fare.